Elezioni regionali Veneto 2025. Rimettere la famiglia al centro del futuro del Veneto. Le proposte del Forum delle Associazioni Familiari del Veneto rappresentano una delle piattaforme più complete e lungimiranti su cui costruire le politiche regionali dei prossimi anni. Non solo un elenco di richieste, sono una visione. Una visione che parte da una verità semplice e spesso dimenticata. Senza famiglie forti il Veneto non ha futuro. I dati del rapporto statistico Veneto 2024 parlano chiaro. Nel 2050 avremo 296 anziani ogni 100 minori. La natalità è scesa di 1,20 figli per donna. Quasi 1 su 4 dei nostri minori è a rischio povertà o esclusione sociale. E chi cresce oltre i 4 componenti vede aumentare sensibilmente il rischio di scivolare nella povertà. Questi numeri ci dicono che il Veneto produce ricchezza ma fatica a generare futuro, che le famiglie sono sotto pressione crescente tra il costo dei servizi, l'istruzione che pesa sui bilanci, l'aumento della fragilità educativa, la gestione della disabilità o dell'anzianità di un parente. E tutto ciò mentre le reti familiari tradizionali si indeboliscono. Il Forum indica una strada chiara. Servono politiche universali, strutturali, stabili, centrate sui servizi e non sui bonus a spot. Politiche in grado di sostenere ogni stagione della vita familiare, dalla nascita all'adolescenza, dalla fragilità alla non autosufficienza. 3 priorità per me sono assolutamente non rinviabili. Ora, 1. Un grande piano Veneto per la genitorialità e la prima infanzia. Quindi nidi gratis con obiettivo strutturale, non sperimentale, un kit di benvenuto universale per ogni nascita, un'assistenza domiciliare nei primi mesi, perché nessuna famiglia deve sentirsi sola, un supporto ai primi 1000 giorni fondamentali per lo sviluppo del bambino. 2. Una rete territoriale forte e vicina alle persone. I centri per la famiglia devono diventare presidi stabili in tutti gli ATS, luoghi unici per consulenza, sostegno, affido, educazione e prevenzione del disagio. E bisogna rafforzare il supporto alle famiglie fragili, ai nuclei numerosi, a chi vive in condizioni di disabilità e soprattutto ai caregiver, che oggi sostengono un welfare che senza di loro crollerebbe. 3. Una politica per i giovani che vogliono costruire una famiglia. Casa, lavoro e trasporti sono parte della politica familiare. Per fare questo servono housing sociale e co-housing intergenerazionale, fondi di garanzia per le giovani coppie, agevolazioni sul trasporto pubblico, riconoscimento alle imprese family friendly nei bandi regionali. Il Forum ricorda anche un punto decisivo. La famiglia non è solo un destinatario di aiuti, ma è una risorsa attiva, una comunità generativa. Per questo sostengo proposte come la settimana regionale della famiglia, le alleanze territoriali e la valorizzazione dell'associazionismo. Investire sulla famiglia non è una spesa, è un moltiplicatore di benessere, coesione e sicurezza, capitale umano. Dove ci sono famiglie forti ci sono comunità più vive, più sicure e più capaci di futuro. E questa è la direzione che dobbiamo prendere. Un Veneto che non lascia solo le famiglie ma le mette al centro della propria agenda politica. Perché dal loro benessere dipende il benessere di tutti. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.